Diamo un po' di cifre. Al referendum per l'autonomia del Veneto hanno votato 2.328.000 elettori, pari al 57,2% degli aventi diritto. Il sì ha trionfato con il 98% dei consensi. Ecco, di fronte a queste cifre, che da sole bastano per far capire quanto sentita sia questa partita sul territorio, sapete in quanti, tra deputati e senatori, si sono presentati oggi in Consiglio regionale dove venivano ascoltati dai colleghi di Ferrofini sulla questione? In 7. Avete capito bene, 7 su 74 tra deputati e senatori che ci rappresentano a Montecitorio e Palazzo Madama. In sostanza, nell'aula del Consiglio regionale c'era meno del 10% dei rappresentanti veneti nella capitale. Rubinato Domenech del PD, D'Incà del Movimento 5 Stelle, Marin di Forza Italia, Amidei del Misto, Mognato di Articolo 1 e la Stefani della Lega Nord. Questi i presenti. E gli altri? Per carità, qualcuno era anche giustificato, ma la stragrande maggioranza perché ha deciso di disertare l'appuntamento? Che avevano da fare? Gli sta a cuore veramente l'autonomia del Veneto? Poi non si sorprendano se alle politiche registreranno un risultato non proprio positivo e non ci vengano nemmeno a parlare di disaffezione della politica.